E quello che è brutto è appunto il fatto che sia avvenuto nei confronti di una persona di 72 anni che era ormai tranquilla in pigiama nella sua abitazione e si accingeva ad andare a letto, c'era appena andata, ecco. Lei ha detto poteva accadere davvero a chiunque. Sì, questo è un tipo, cioè, poteva davvero sì, accadere a chiunque, ecco, di essere sorpreso in casa e di finire così. Un delitto fra i più feroci. La vittima è una donna anziana, fragile, che viveva da sola. Margherita Ceschin è stata colpita alla fronte con un colpo violento causato da un corpo contundente, tanto da stordirla, ed aveva escoriazioni sotto il mento compatibili con segni di unghie. E infine soffocata con un'azione molto energica che ha provocato anche la frattura delle costole, di parecchie costole con uno sfondamento toracico, probabilmente fatto in contemporanea con una forte pressione su naso e bocca per impedirle di respirare. L'ipotesi è che chi l'ha uccisa potrebbe essersi messo sopra di lei, facendo pressione con la gamba sul petto. A fare irruzione uno o più malviventi, senza scrupoli, pronti a tutto. L'ipotesi di gran lunga più attendibile è che uno o più ladri siano entrati nell'abitazione della signora attraverso la porta finestra del balcone del terrazzino, si era al primo piano, quindi a poca distanza dal suolo. Questa porta era aperta. Una volta all'interno dell'appartamento, avendo trovato la signora, che verosimilmente potrebbe aver reagito o cercato di chiamare aiuto col telefonino che si è trovato poi rotto, l'abbiano uccisa. Certo è che si tratta di un colpo anomalo. La donna aveva ancora al collo una catenina in oro che non le è stata portata via. Dalla casa completamente a soqquadro è sparito solo il portafoglio. Il cellulare della vittima è stato rotto e lasciato sotto l'acqua corrente. Perché? L'apparecchio è stato comunque recuperato dagli investigatori ed inviato ai carabinieri dei RIS per ricostruire messaggi e contenuti. RIS che nelle prossime ore eseguiranno accertamenti approfonditi nell'abitazione di Margherita alla ricerca di tracce biologiche e impronte. In queste ore invece i carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di fotogrammi che possono aver ripreso i killer, entrati dalla porta finestra aperta sul terrazzo e forse usciti proprio dall'ingresso principale. La morte risale alla notte tra venerdì e sabato, quando è stato dato l'allarme. Margherita è stata uccisa senza nessuna pietà. Le indagini dei carabinieri per verificare il movente, per assicurare alla giustizia l'assassino ed i complici.